Le stagioni, un anno, 12 mesi. Buongiorno, dice l'insegnante. Come va, ragazzi? Chi manca? Sono qui, dice un alunno. Un ragazzo è malato, una ragazza è malata. Loro sono a casa, non sono a scuola. I ragazzi a scuola sono stanchi, un ragazzo è stanco, una ragazza è stanca. Dai ragazzi, oggi a lezione di italiano parliamo delle stagioni, delle 4 stagioni. Questo, ragazzi, è il nostro pianeta, la Terra. La Terra ha 2 emisferi, l'emisfero nord e l'emisfero sud. Le stagioni sono diverse nei 2 emisferi, nord e sud della Terra. Ragazzi, guardate questa bellissima foto. Quando in Europa andiamo in montagna a sciare, dall'altra parte del mondo, in Australia, vanno in spiaggia. Guardate questo canguro che prende il sole. Ragazzi, parliamo un po' della stagione preferita. Hai la tua stagione preferita? Io ho la mia stagione preferita. Sono tutte e 4 le stagioni, le mie preferite. Ecco la primavera. La primavera comincia il 21 marzo. Mi piace la primavera perché il tempo è bello, c'è il sole e tutto è in fiore. Ecco ragazzi l'estate. L'estate comincia il 21 giugno. Mi piace l'estate perché vado al mare, faccio il bagno, prendo il sole e sono libera, non c'è la scuola. Ecco ragazzi l'autunno. L'autunno comincia il 23 settembre. Mi piace anche l'autunno perché sono a scuola con gli amici e imparo tante cose nuove. Ecco l'inverno, ragazzi. L'inverno comincia il 21 dicembre. Mi piace l'inverno perché vado a sciare. Mi piace molto la neve. Eccoci alla fine della nostra presentazione. Dopo 12 mesi e 4 stagioni, però, comincia un anno nuovo. E tutto comincia da capo. Di nuovo e di nuovo. Ciao ragazzi, arrivederci.